possa essere migliore per te. Perché non voglio più stare fermo, non voglio più bloccarmi, non voglio più, perché non voglio più stare fermo, non voglio più bloccarmi, non voglio più. Vieni Spirito, toccami e chiama la lode in me. Vieni Spirito, toccami e chiamami. Glorioso Re, stupendo sei, incredibile e invincibile. Glorioso Re, stupendo sei, incredibile e invincibile. A te va la lode, a te va l'onore, perché tu sei tutto per me. A te va la lode, va l'onore, perché tu sei tutto per me. Vieni Spirito, toccami e chiama la lode in me. Vieni Spirito, toccami e chiamami. Sei la mia ninfa che nutre l'anima, sei ciò che è di prezioso perché è cambiato tutto in me. Voglio essere una fonte d'acqua viva, voglio essere un faro che conduce a te. Non voglio più nascondermi, ma voglio essere una fiamma che illumina. Ah, 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 ah. Vieni Spirito, toccami e chiama la lode in me. Vieni Spirito, toccami e chiamami. Vieni Spirito, toccami e chiama la lode in me. Vieni Spirito, toccami e chiamami. Richiamami, richiamami, richiamami. Richiamami, richiamami, Alleluia, gloria a Dio. Amen, benedetto Signore Santo, gloria a te Signore. Atti 24-22. Quando udì queste cose, felice, che era ben informato della via, rinviò il processo dicendo: quando verrà il tributo Lisia, prenderò in esame il vostro caso. E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma che avesse una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi di prestargli dei servizi o di venire a trovarlo. Alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò intorno alla fede in Gesù Cristo. E siccome Paolo parlava di giustizia, di autocontrollo e di giudizio futuro, Felice, tutto spaventato, rispose: per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare. Amen. Quando parliamo di atti, dovete sapere che Luca, oltre a essere stato un evangelista nel senso che ha scritto il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, quindi è stato testimone degli eventi che hanno accompagnato gli Apostoli, ma anche e soprattutto Paolo, Luca, dicevo, è uno storico, quindi quando fa dei nomi, 100% sono personaggi che sono esistiti veramente. Quindi Drusilla è una donna che è esistita veramente. Questa poveretta ha avuto un sacco di problemi sentimentali, era stata promessa ad un uomo, poi quella promessa è saltata, si è sposata con un altro che si chiamava Azizzo, che era un re di una città, Emesa, dopodiché è stata rapita da tale Marco Antonio Felice e si è sposato con questo Marco Antonio Felice. Se voi andate a leggere dall'inizio il capitolo 24 di Atti, scoprirete che
c'era un personaggio che accusava Paolo, in quanto non aveva fatto niente. Naturalmente Paolo in quel giorno era a Gerusalemme. E che succede? Che se noi oggi vogliamo usare un termine moderno, si voleva cercare di arruffianarsi un pochino a Felice, questo signore, e lo ha elogiato in una maniera tale che nessuno avrebbe potuto dire no. Ma in realtà i giudei lo odiavano, proprio per questo. Uno dei motivi era anche questo, perché aveva rapito Drusilla, perché Drusilla era ebrea e è stata presa in moglie da Marco Felice con l'inganno, perché fu rapita. Marco Antonio Felice, che è esistito veramente ed è il Felice di Atti, invece non era neanche tanto un santo uomo. Ha avuto 3 mogli, di cui l'ultima era Drusilla. Noi questo non lo sappiamo perché è scritto negli Atti. Lo sappiamo perché ci sono altri storici che parlano di questo personaggio. Addirittura lui ha anche cercato con il suo potere politico di impadronirsi di ricchezze e cose varie, tanto che addirittura quasi quasi davanti a Nerone è stato accusato e ha rischiato pure la vita, se non era per il fratello che politicamente era ben posizionato, e gli ha salvato la vita. Un'altra cosa che possiamo dire su Marcantonio Felice è che era un tipo che amava il denaro. Tant'è che se voi continuate a leggere dal versetto 26 in poi, scoprirete che ha cercato di estorcere soldi pure a Paolo. Per 2 anni ci ha provato, ma Paolo soldi non ne aveva. Quindi non era un personaggio eccellente. Tra le altre cose, Felice conosceva anche la via, cioè aveva conoscenza di Gesù, conosceva benissimo di che cosa si parlava, qual era il problema, ed era anche incuriosito da questa cosa. Ma noi leggiamo che arrivato a un certo punto ha avuto spavento. Il versetto 25 dice che ha avuto spavento, si è spaventato. Perché si è spaventato? Proprio perché non era uno stinco di santo. E quando Paolo gli ha iniziato a parlare di giustizia, di autocontrollo e di giudizio futuro, se l'è fatta sotto, perché in tutte queste cose lui era zero. Non aveva senso di giustizia, non aveva autocontrollo, e per quanto riguardava la fine del giudizio futuro sicuramente non si sarebbe salvato. Per cui ha rimandato Paolo a casa. Alla fine del suo mandato lui decide dopo 2 anni, decide di non lasciare libero Paolo, perché è stato l'ultimo suo colpo di coda, voleva arruffianarsi i giudei. Quindi voleva avere questo onore da parte dei giudei di non averlo liberato. Quindi abbiamo fatto un quadro di Drusilla e di Felice. Drusilla, poverina, ha subito quello che ha subito, non ci dice più niente la parola di Dio, ci dice solo che era lì presente. Quindi per esserci vuol dire che c'è un motivo. Evidentemente la moglie ha influenzato molto il marito per quanto riguarda il giudaesimo e per quanto riguarda anche il cristianesimo, anche se al tempo non si chiamavano cristiani, si chiamavano nazareni. Sempre lo leggiamo in Atti 24. Qual è il nocciolo di oggi? Oggi noi vogliamo dire che non dobbiamo essere felici, ok? Noi dobbiamo, perché questo Felice poi è diventato triste, nel senso che la sua vita è stata una rovina totale fino alla fine. Noi dobbiamo essere felici in Cristo, non felice in Marco, questo tizio che non è stato felice. Perché non è stato felice? Perché aveva questi problemi. Primo, non era giusto. Secondo, non aveva autocontrollo, e quindi queste 2 cose lo portavano ad avere anche terrore e quindi a non voler ascoltare il messaggio dell'ultimo giorno, della giustizia, del giudizio finale. Oggi noi vogliamo riprendere un argomento che probabilmente abbiamo già preso nel passato, ma ho sentito questa cosa da parte del Signore
che è quello dell'autocontrollo. Dobbiamo capire che cos'è l'autocontrollo, come possiamo svilupparlo in noi e come questo autocontrollo può portare un frutto dentro di noi. Dunque l'autocontrollo in linea di massima è il contrario del non controllo. Vi faccio un esempio: se voi vi portate una spingia da Palermo, ok? Io non ho autocontrollo, ma la devo mangiare. Voi potete dirmi tutto quello che volete, in me nasce il desiderio di mangiarmi una bella spingia con la ricotta, ok? Chi può dire no a quella delizia? Nessuno può dire no. Già ho l'acquolina in bocca, appunto. Già la immagino che si deve fare. 99,9%, ognuno di noi qua farebbe la corsa se ci fosse un vassoietto messo qua, tutti, alla fine, nessuno direbbe no, perché magari l'occasione è unica, non lo so. Ammesso e concesso che ci fossero queste delizie qua in mezzo a noi, non possiamo essere come Felice, dobbiamo autocontrollarci. E quando noi diciamo io non resisto, non è vero. In realtà noi possiamo resistere. Vi faccio un esempio. Se il pastore si mette dietro questo vassoio con una doppietta e vi dice appena toccate il dolcino vi sparo, ok? 99,9% di voi direbbe no, allora no. Quindi c'è un autocontrollo. Da cosa dipende l'autocontrollo allora? Dipende da fattori esterni a noi, alcune volte, quindi alcune volte sempre. Il non autocontrollo dipende dal diavolo che ci tenta e dice no, ma vabbè, tanto che ci fai, te la può mangiare. L'autocontrollo invece è da chi ci può venire? Dallo Spirito Santo. Tendenzialmente però quando noi abbiamo qualcosa di dolce al momento, non parlo solo di dolce inteso come da mangiare, qualsiasi cosa che ci fa piacere sul momento, difficilmente diciamo no, anche perché nella nostra mentalità scatta la cosa che è meglio l'uovo oggi che la gallina domani, e domani restiamo senza uovo e senza gallina. E l'autocontrollo quindi, la mancanza di autocontrollo nella nostra vita porta ad essere infelici nel futuro, perché non controllandoci, non ammaestrando noi stessi nella maniera corretta, nel futuro ci troveremo male. È un po' come quando noi facciamo crescere i figli, i nostri figli. Ricordatevi che i vostri figli non sono vostri amici, sono figli. Mamma, papà, tu non sei amico di tuo figlio, tu sei genitore, per cui tu devi anche dire no se necessario, perché questo no sul momento può produrre dolore, ma nel futuro produrrà i suoi frutti e crescerà. Amen. Crescerà non viziato e magari saprà anche autocontrollarsi. Andiamo a leggere Galati, capitolo 5, versetto 16. Ora io vi dico, camminate secondo lo Spirito e non adempite ai desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quello che vorreste. Ci parla già di autocontrollo Paolo. Se noi assecondiamo i desideri della carne, noi facciamo quello che non vogliamo fare. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magie, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Or quelli che sono in Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Quindi, l'autocontrollo viene dallo Spirito, il non autocontrollo viene dalla carne. Evidentemente, quando noi cadiamo nella tentazione, ho fatto l'esempio della ghiottoneria perché è quella che magari
colpisce un po' tutti voi, ok? Non ci sappiamo controllare, soprattutto per esempio nella ghiottoneria, che riteniamo che non sia un peccato. Invece Paolo ci dice che non erediteremo il regno dei cieli se siamo ghiotti, se siamo esagerati nel mangiare. Perché Paolo lo sa che dobbiamo curare il nostro corpo perché è il Tempio dello Spirito Santo. Dunque, frutti dello Spirito Santo. Ora vi voglio dire pure un'altra cosa. Il dono viene dallo Spirito Santo. Quindi i doni che noi conosciamo, il parlare in lingue, le guarigioni, la conoscenza, la sapienza, vengono dallo Spirito Santo. Dipendono dallo Spirito Santo, sono gestiti dallo Spirito Santo. I frutti invece dipendono sì dallo Spirito Santo, ma nel senso che Lui è il fautore, ma dipendono da noi, da come noi li facciamo crescere noi. Perché? Perché è un frutto. Se voi vi ricordate la parabola della vigna, della vite, Gesù che cosa ci dice? Io sono la vite, voi siete i tralci. Dovete produrre frutto. Gesù non lo sapeva che Paolo avrebbe scritto la questione dei frutti dello Spirito, ma Paolo lo sapeva che Gesù aveva parlato della vite e dei frutti, quindi Paolo fa riferimento a quella parola e ci dice che noi dobbiamo produrre frutto, perché noi possiamo essere attaccati a Gesù, noi possiamo essere ripieni di Spirito Santo, noi possiamo fare miracoli, prodigi, avere parole di conoscenza, di sapienza, va bene? Ma sono i frutti quelli che ci distinguono e sono i frutti quelli che ci portano in paradiso, sono i frutti quelli che nutrono. Il fico, vi ricordate che Gesù aveva maledetto il fico dove non ha trovato frutto? Le foglie erano bellissime, l'albero era stupendo, l'ombra era meravigliosa, ma senza frutto era inutile. Paolo quindi ci parla di questi frutti e sono amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. È curioso che Paolo inizia a parlare dei doni dello Spirito con l'amore e finisce con l'autocontrollo, perché in un certo senso, io questo lo vedo io, tutti gli altri frutti, se non c'è l'amore, non possono venire fuori. Non ci può essere, guardate, non ci può essere gioia senza amore, pace senza amore, pazienza senza amore, gentilezza senza amore, bontà senza amore, fede, mansuetudine e autocontrollo. Se noi non amiamo, e non amiamo con tutto il cuore, non possiamo avere nessuno di questi frutti. L'amore ci giustifica, nel senso che se io amo mia moglie, i miei frutti devono rispecchiare quell'amore. Non posso fare qualcosa che lei odia o che comunque vanno contro quell'amore. Per nello stesso tempo finisce con autocontrollo. L'autocontrollo non è un sentimento, è qualcosa che viene dalla volontà. Cioè io decido, ma quindi questo vuol dire che tutti gli altri doni, che tutti gli altri frutti, scusate, sono anche quelli una decisione. Io decido di amare, io decido di avere pace, io decido di avere gioia, a prescindere da quello che mi capita intorno. Ma come faccio io a deciderlo se intorno a me ci può essere guerra? Ma è lo Spirito Santo che mi dà questa unzione particolare. Se io sono attaccato allo Spirito Santo, io decido di produrre frutto. Se io non sono attaccato allo Spirito Santo, io non produco frutto. Quindi l'autocontrollo, come l'amore e tutti gli altri frutti, sono una decisione. Dillo alla persona accanto a te, deciditi. Lo so, l'autocontrollo non è semplice. Voi pensate che quando dovete fare una cosa, qualcuno vi mette la pistola alla testa e dice: che stai facendo? Non lo fare se no ti sparo. E già vedete che potete autocontrollarvi un pochino. Ma il senso stesso di questa affermazione è che Gesù ci vede e ci guarda ogni momento. Perché mai non dovremmo, per amore di Gesù che ci vede in ogni momento, fare cose che a Lui dispiacciono?
Quindi dobbiamo autocontrollarci perché siamo amati. Il frutto dipende, abbiamo detto, da noi, siamo noi responsabili nella crescita del frutto, siamo noi quelli che lo mettiamo all'opera questo frutto. Il frutto fa vedere nella nostra vita la santità, il frutto fa vedere nella nostra vita il livello di intimità che noi abbiamo con Dio, il frutto fa vedere la nostra maturità spirituale. Va bene? Voi potete dire, quel fico poverino che Gesù ha maledetto aveva un bellissimo cuore. Dentro di lui c'era vita, vero è, produceva foglie. Ma quali erano i frutti? Non ce n'erano frutti. Quindi io posso dire che Gesù è nel mio cuore, ma non produrre frutto. Questo mi condanna. Non pensate che di avere Gesù nel proprio cuore è sufficiente, perché Paolo ce lo dice bello chiaro. Non è sufficiente, sono i frutti che mostrano la nostra santità. Paolo che cosa dice? Parlava alla Chiesa dei Galati. Vedi che cosa c'era in questa Chiesa? Non stava parlando ad un'assemblea in mezzo a una piazza che stava facendo una riunione di guarigione. Stava parlando alla Chiesa, gli stava dicendo state attenti, perché voi siete figli di Dio, ma voi non potete andare dietro alla carne, non potete cadere nella trappola della carne, voi dovete camminare secondo lo Spirito, perché se camminate secondo la carne non erediterete il regno dei cieli. Fame e tremo. Lo capite? Non è sufficiente avere Gesù nel cuore. Questo Gesù nel cuore deve manifestarsi all'esterno, deve produrre frutto dentro di noi. Non è sufficiente essere attaccati alla vite, perché i tralci che non producono frutto vengono tagliati. Non so se l'avete afferrato il concetto. Se non siamo attaccati a Gesù, già siamo malamente messi, perché è necessario essere attaccati a Gesù. Ma se siamo attaccati a Gesù, alla vite, e non produciamo frutto, è un altro serio problema nella nostra vita. Dobbiamo mostrare agli altri che siamo in Cristo. Paolo ci dice, se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Cioè lo Spirito Santo si deve vedere in noi, la nostra faccia deve illuminarsi della sua presenza, se diciamo di avere Gesù nel cuore. Perché possiamo anche essere spegni perché Gesù nel cuore non c'è. Giusto? Amen. Quindi l'essere attaccati a Gesù quindi è il requisito fondamentale, minimo, dobbiamo essere attaccati a Gesù per fare frutto. 1 Corinzi 9:24 non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne acquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per ricevere una corona incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Quello che mi ha incuriosito sempre di questo brano è che arrivato a un certo punto Paolo dice io dunque corro, ma non in modo incerto. Io combatto, ma non come battendo l'aria. E uno si chiede, ma che vuole dire? Qual è il significato di queste 4 parole? E io ho capito un pochino Paolo che cosa dice. Paolo dice che lui combatte per arrivare primo, ma combatte anche per non arrivare l'ultimo. Cioè lui cerca di autocontrollarsi, si autocontrolla perché vuole arrivare primo, perché nessuno gli deve dire tu hai combattuto il tuo combattimento in maniera sbagliata.
Ma nello stesso tempo Paolo combatte per non arrivare l'ultimo, cioè lui non è che tira pugni come se tirasse pugni all'aria, nel senso che non è che io sto facendo uno sport perché devo arrivare ultimo, perché l'aria mi deve battere. Non è che corro perché tanto vabbè mi alleno, ma lui ha anche paura, tra virgolette, santo timore, ecco, diciamo così, ha un santo timore di arrivare ultimo. Quindi lui si autocontrolla perché non vuole arrivare l'ultimo. Il discorso che vi dicevo poco fa, se noi abbiamo una tentazione possiamo pensare di non mangiare quel dolce perché otterremo un premio futuro, cioè meno grasso nel nostro corpo. Premio futuro. È una soddisfazione a lungo termine. Però potremmo anche non mangiare quel dolce perché magari mia moglie mi dice: se ti mangi sto coso ti sparo, no? Ti do una bacchettata. E quindi per amore di mia moglie non voglio arrivare a casa malamente e non lo mangio. Capite che ci può essere, dobbiamo vedere le cose in maniera diversa, da due punti di vista. Paolo dice: io non voglio arrivare l'ultimo, non voglio essere punito, quindi mi autodisciplino perché devo avere un obiettivo nella mia vita. Nello stesso tempo lui dice: io voglio arrivare primo, quindi ancora di più lui si autocontrolla. Lo so, l'autocontrollo non è facile perché il primo io non è che per forza mi controlla in tutto, nell'ira, io veramente nell'ira diciamo che mi sto sistemando un pochino, vero? C'è qualcuno? Gruppo coro. Allora però noi dobbiamo capire come facciamo ad autocontrollarci? Perché la domanda che io mi sono fatto in questi giorni: va bene, ma tu mi dici che io mi devo controllare, ma come faccio ad autocontrollarmi? Perché non è facile. Non è che io vi voglio lasciare con la domanda, io vi voglio dare anche la soluzione. Però sono soluzioni nel quale è necessaria la nostra nella quale è necessaria la nostra volontà. Sono decisioni nella quale noi dobbiamo mettere sì. Perché se noi diciamo no, è no. Noi non possiamo andare dietro alla carne, intanto già vi do la soluzione. Noi non possiamo andare dietro a quelli che si fanno chiamare amici, che sono nel mondo. Noi dobbiamo coinvolgere gli amici e portarli verso Gesù. Sapete, è più facile per noi, io parlo ad esempio per i giovani, i ragazzi, è più facile farsi tirare nelle sciocchezze di questo mondo che dagli stessi coetanei, che loro tirare a Gesù i loro coetanei. È più facile per noi cadere o farci trascinare dai nostri amici perché magari ci prendono alla sprovvista in un momento di distrazione, cadiamo. È più facile perché il diavolo sa come fare, figuriamoci. Ma lo Spirito Santo in noi è più forte. Noi dobbiamo influenzare l'ambiente dove viviamo, noi dobbiamo influenzare i nostri amici. Se noi riteniamo che quelle persone sono veramente i nostri amici, che i nostri compagni di classe sono veramente i nostri amici, che dove lavoriamo sono veramente i nostri amici, e allora dobbiamo desiderare che loro conoscano Gesù. Non è scritto da nessuna parte che dobbiamo fare tutte le esperienze di questo mondo. Non è scritto da nessuna parte che ognuno di noi deve fare esperienza con tante donne o con tanti uomini perché così l'esperienza... Non è vero, non è scritto da nessuna parte che dobbiamo mangiare tutte le cose squisite di questo mondo, non è scritto da nessuna parte che dobbiamo provare tutte le sostanze di questo mondo, non è scritto da nessuna parte. Da nessuna parte è scritto. Cerchiamo di capire invece cosa può essere buono nella nostra vita e portiamolo avanti. Va bene, una spingia di Palermo, vabbè, ci può stare, ma non è scritto da nessuna parte che mangerai quello per tutta la vita. Amen. Non tutte le esperienze si devono fare nel mondo, per forza.
e io devo fare l'esperienza di andarmene a Roma. Ma se il Signore te lo permette, ma perché devi fare quell'esperienza? Se il Signore non te lo permette vuol dire che Roma ti fa male. Amen. Amen. Io questo l'ho capito quando ho conosciuto il Signore. Mamma mia, come fa a fare? Sì, mi piacerebbe fare questo, mi piacerebbe fare quello, ma non sono esperienze che per forza devo fare. Non è scritto da nessuna parte, gloria a Dio. Quindi, Marco 8:34. Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Prendere la croce e seguire Gesù. Ora vi voglio dare una bella notizia. Noi prendiamo la croce per seguire Gesù non sul Golgota, perché Lui è morto sul Golgota al posto nostro. Non possiamo più essere noi crocifissi sul Golgota. Noi prendiamo la nostra croce per arrivare a una tomba vuota dove Gesù è risorto. Che cosa vi voglio dire? Che prendere una croce, cioè resistere ad una tentazione, cioè autocontrollarsi nel breve termine, ci può dare frutto nel lungo termine, ci porterà nel lungo termine ad ottenere qualcosa. Dice: Carmela, hai preso una parola che non c'entra niente. Sì, guardatela da un altro punto di vista, nel senso che Gesù ci dice: prendi la tua croce, ma non ti preoccupare, perché se c'è una sofferenza momentanea, se tu ti autocontrolli a portare quella croce, nel lungo termine avrai le tue soddisfazioni. Siccome certe volte quando noi prendiamo le nostre croci ci sembra che dobbiamo arrivare al Golgota e quindi dobbiamo morire e dopo risuscitare, no, tu sei morto già in Cristo. Gesù è morto per te. Morire in Cristo significa che Gesù è morto già per te. La sofferenza che tu dovevi passare l'ha passata Lui. Questo vale in tutto. Il tuo autocontrollo è benedetto dal Signore perché la vittoria già te l'ha data. Quindi una sofferenza momentanea ti piglia la croce. Quindi se vuoi dimagrire, prendi la tua croce della dieta e portala avanti, ma non la porterai alla sofferenza, la porterai alla gloria, perché fra 3 mesi ti vedrai bella, snella e liscia, dici mi posso mettere l'abito del matrimonio. Speriamo, io ve lo auguro a voi e me lo auguro a me stesso. Però non fate la dieta come la faccio io, che a casa faccio la dieta e poi all'ospedale, al lavoro, se c'è occasione di mangiare un pasticcino, ho imparato però a dire anche no. 2 chili ho perso, però ne avevi pigliato 8, voglio dire. Sì. E anche in questo caso il terrore di diventare enorme, cioè quindi non battere l'aria con i pugni, ok? Può portare a una decisione concreta. Ma il concetto è che è meglio prendere la propria croce ora, fare un percorso di vita e arrivare poi ad ottenere la gioia di aver fatto quel breve percorso. Ci dobbiamo fare sempre la domanda. No, ma ora ci arriviamo, se no ve lo finisce. Luca 9,25. Che giova infatti che l'uomo guadagna tutto il mondo se poi rovina se stesso e va in perdizione? Quindi dobbiamo guardare al futuro, non al presente. Dobbiamo pensare che oggi faccio digiuno e non mi mangio l'uovo perché domani la gallina me ne fa di più uova. Dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo metterci davanti a Dio e dire: Signore, io proclamo che vincerò questa tentazione, voglio avere autocontrollo perché nel futuro non tanto lontano otterrò i miei risultati. Perché che giova se voi non avete autocontrollo ora, piano piano voi andrete verso la distruzione. Luca 11,17. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e ogni cosa divisa contro se stessa crolla. Bisogna essere coerenti, perché se non siamo coerenti noi stiamo costruendo la nostra distruzione. Guardate che le persone ci guardano.
E le persone non guardano la nostra bella faccia. Gesù non ha guardato le foglie del fico, Gesù ha guardato i frutti. Le persone ci guardano e guardano la nostra coerenza. Guardano se noi diciamo domani alle 5 io sono a casa tua e poi ci andiamo alle 6, questa è incoerenza ed è anche mancanza di autocontrollo. Domani mangiamo pesce in bianco. Ok? E invece domani facciamo la bella spaghettata e il pesce glielo mettiamo nella spaghettata. Questo non è autocontrollo e non è neanche serietà. Non siamo coerenti. Prima di tutto dobbiamo essere coerenti con noi stessi. Se diciamo di fare una cosa la dobbiamo fare. E ve lo dico, voi potete pregare lo Spirito Santo quanto volete. Ma non vi aiuterà come dite voi. Voi potete pregare lo Spirito Santo quando volete, ma non vi aiuterà come dite voi. Non vi asseconderà. Non ne farà privilegi, non ne darà privilegi, nel senso che non vi metterà nelle condizioni di andare avanti come dite voi. Il frutto lo dovete produrre voi, con Lui sicuramente, ma Lui non vi farà lo schiocco delle dita e vi farà produrre all'improvviso autocontrollo. Magari. Ma siccome abbiamo la libera volontà, abbiamo le libere scelte, dipende da noi. Poi noi, quando decidiamo, lo Spirito Santo fa il miracolo nella nostra vita. Quindi per favore, pregate lo Spirito Santo che vi riempie di doni spirituali. Pregate lo Spirito Santo che vi riempie di talenti e che potete farli moltiplicare. Ma poi siete voi che dovete mettervi all'opera per moltiplicare. Lo Spirito Santo vi dà il necessario, vi dà l'attrezzatura che vi serve, ma poi dipende da noi, non dipende più da Lui. Quindi lo Spirito Santo ti ha dato un cervello che è meraviglioso. Guardate, avete un cervello tutti che è stupendo, nessuno ha un cervello inferiore ad un altro, tranne che non siete caduti da piccoli nel pentolone dello stregone e vi siete fulminati il cervello, va bene, ma voi avete una mente spettacolare, perché è una creazione divina. Se siete ignoranti è per colpa vostra, che non volete studiare, non volete prendere un libro in mano manco per leggere quanto fa 2 più 2. Se siete ignoranti non è lo Spirito Santo. Se non avete conoscenza nella vostra vita, per favore non date la colpa allo Spirito Santo. Avete un cuore meraviglioso. Vero che il nemico ce l'ha messa tutta per distruggerla, per romperlo, ma lo Spirito Santo in voi ha prodotto un cuore meraviglioso, solo perché c'è Lui nella vostra vita, dentro il vostro cuore Lui dimora, va bene? Ma se non sapete amare secondo lo Spirito, non date la colpa a Lui, siete voi che non avete preso la decisione di amare. Amen? Avete delle mani stupende, potete fare quello che volete, costruire qualsiasi cosa. Lo Spirito Santo ha messo il potere nelle vostre mani. Se non costruite siete voi. Non è lo Spirito Santo. E non pregate lo Spirito Santo perché non vi asseconderà nei vostri capricci. Non preghiamo lo Spirito Santo perché non ci asseconderà nei nostri capricci. Amen? Anche i bambini hanno mani meravigliose, gli possiamo dare le calecche in mano, come genitori dobbiamo nutrirli, farli gioire, ma non gli dobbiamo mettere in mano il coltello da macellaio. Come un genitore non asseconda i figli nei capricci, lo Spirito Santo non asseconda noi nei nostri capricci. Amen? Dille alla persona accanto a te, non ti asseconda nei capricci. E noi siamo tanto capricciosi. Siamo tanto capricciosi. È vero che noi dobbiamo pregare per la guarigione, per la liberazione, per la conoscenza. Queste cose dipendono da Lui. Queste cose, abbiamo detto all'inizio, dipendono da Lui. È Lui che deve sviluppare in noi i doni. Va bene? Ma il dono, come vi ho sempre detto e come ci dice anche Paolo, non è garanzia
di salvezza, perché la garanzia della salvezza, tra virgolette, è il frutto, che siamo in Cristo, siamo salvati, ma dobbiamo produrre frutto. Paolo dice: non erediterete il regno, non significa che non andrete in paradiso, vuol dire che arriverete in paradiso nel più basso rango che ci può essere, lo stalliere. Allora, Romani 14:22. Hai tu fede? Tienila per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva. Cosa vuol dire questo? Che possiamo ancora non avere quell'autocontrollo che vogliamo nella nostra vita. Quindi dobbiamo metterci davanti allo specchio e dire: ok, ho sbagliato, Signore, perdonami, rialzarci ed andare avanti. Va bene, il fatto che ogni tanto possiamo cadere ci sta. Noi dobbiamo solamente rialzarci, non rimproverarci, ma perdonarci, perché Dio ci perdona, e quindi noi dobbiamo rialzarci e rimetterci in carreggiata. 1 Corinzi 3,18. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio, in questa età diventi stolto affinché possa diventare savio. Se è sopra in Romani 14,22 Gesù ci sta dicendo che ci dobbiamo perdonare, in 1 Corinzi 3,18 ci dice: ma non te ne approfittare. Cioè, non pensare che questo modo di fare è corretto. Cioè, io posso cadere una volta perché sono caduto, ma se io tanto dico: vabbè, tanto se cade lo Spirito Santo mi perdona, tanto se vado alla presenza di Gesù mi perdona, riceve il perdono, vero è, ma non te ne approfittare, non pensare che questa cosa sia una cosa savia, nel senso che non ti pensare che sei più intelligente dello Spirito Santo. Amen. Non possiamo essere più furbi di Lui. Quindi dobbiamo sì andare alla presenza dello Spirito Santo, ma dobbiamo anche riprometterci di non cadere, di avere autocontrollo sempre, di rimettere nella nostra vita l'autocontrollo corretto. Amen? Amen. 1 Corinzi 1,28. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Qua non si tratta invece di confessare semplicemente il peccato. Cioè noi non possiamo, è vero, dico io confesso il peccato, però qua Paolo dice che ci dobbiamo esaminare. Esaminare è qualcosa che non riguarda solo quello che ho fatto, ma perché l'ho fatto, come posso risolvere, come posso migliorare. Cioè dobbiamo sederci, prendere un foglio di carta e iniziare a scrivere perché non ho l'autocontrollo in quella situazione. Perché non riesco ad autocontrollarmi in quella circostanza. Dovete perderci tempo. Dovete mettervi davanti al Signore e dire: ok Signore, forse questo è il problema. Cioè dovete esaminare il problema, analizzarlo. Dici: ma lo Spirito Santo però può fare tutto. Sì, ma il problema è che lo Spirito Santo, il problema, chiamiamolo così, il problema è che lo Spirito Santo vuole che noi siamo coinvolti nella risoluzione del problema. E vuole che capiamo perché cadiamo, vuole che capiamo perché non abbiamo questo autocontrollo. Quindi vuole che ci sediamo, ci mettiamo là e diciamo: ok, dobbiamo veramente dire: Signore, io non ho autocontrollo in questa situazione. Io non ho autocontrollo se mi portano la spingia di Palermo. E quindi mi devo sedere e dire: già posso iniziare a scrivere, Signore, solo l'immagine mentale mi fa venire il desiderio. E analizzo: perché la devo pensare? Signore, non mi ci far pensare. In questo voglio rinunciare a questo pensiero, Signore. Così se rinuncio a questo pensiero, perlomeno già sono arrivato a metà. Se la vedo, Signore, l'ho vista. Lo sai che lo zucchero mi piace. Signore, come facciamo? Ti prego. Analizzare la situazione. A parte che io cerco sempre cose dolci. A me le cose salate, il dolce è buono. Cioè, capite che uno deve analizzare, capire. Non è solo: Signore, perdonami perché sono caduto nella tentazione, mi rimetto in carreggiata. Ma perché sei caduto nella tentazione?
perché il diavolo mi ha tentato, perché il diavolo ha voluto inciamparmi, perché magari c'era qualcosa che dovevo pregare per Caio e invece ho pensato a mangiare la spingia. Ok, analizzare tutto, perché il diavolo vedete che è sopraffino. Non ce ne presenta cose che non ci piacciono, ci deve presentare le cose che ci piacciono. Quindi dobbiamo analizzare perché il diavolo ci ha messo lo zampino. Amen. Quindi la persona accanto a te analizza. Quindi Paolo ci dice esamina te stesso, ci dobbiamo esaminare. Esaminare significa fare un esame. Fare un esame significa studiare. Studiare significa andare a ripetere quello che abbiamo studiato e capire la lezione che abbiamo studiato. Esaminare significa questo, non significa solo pensare, punto, finè. Signore perdonami, ti prego, non lo faccio più. Apro gli occhi, no Signore, là. Nel senso che lo Spirito Santo mi sta facendo vedere la voglia. 1 Corinzi, no, Galati 6, versetto 1. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Che significa? Che certe volte il nostro autocontrollo la nostra mancanza di autocontrollo ha bisogno di qualcuno che venga analizzato, cioè nel senso che io non mi persuado, non capisco perché non ho autocontrollo in quella cosa e chiedo aiuto. Va bene? Quindi io mi apro con una persona con cui mi fido naturalmente, non tutti vi dovete aprire con me, non vi fidate di me se si parla di dolci, perché io non vi posso aiutare. Va bene? Cercate una persona che ama il salato, ad esempio, e aprite il vostro cuore con quella persona. Cioè, io devo risolvere questa situazione, mi aiuti nella preghiera, mi aiuti a capire. Un altro esempio bellissimo è che faccio l'esempio sempre, ormai, sta bella arancina, sta bella spingia di ricotta, prima di arrivare al tavolo prende il telefono e chiama Lorenzo e dice: Lorenzo, per favore, fammi distrarre, hai bisogno di aiuto, venga a casa tua, ho questo problema, che posso fare? Ok, chiamate, parlatevi, comunicate, non avete paura di disturbarvi. Il problema non è la spingia per te, non lo so per altri. Va bene? Nel mio caso, ad esempio, se ci mettete la cannella, io già è finita, non la mangio più. Ecco. Quando fate dolci mettete tanta cannella, così io sono tranquillo e dimagrisco. Però capite che c'è sempre una soluzione per uscire fuori. Ma se noi non analizziamo il problema e non chiediamo aiuto a chi riteniamo più spirituale di noi, perché Paolo che cosa dice? Voi che siete spirituali, cioè nel senso che se noi ci sentiamo più pronti verso una situazione, abbiamo ottenuto un autocontrollo verso una situazione, possiamo aiutare gli altri. Va bene? Il caso, un fratello un giorno mi chiama e mi dice: Carmelo, c'è questa situazione e nella mia mente scatta la molla e dico: vendicati. Però siccome, grazie a Dio, in questo ho ottenuto autocontrollo, c'è fratello, perdona, visto che hai ricevuto questo torto, perdona, anzi, fai da pacere, perché io ho imparato a mie spese ad autocontrollarmi, a ottenere questo autocontrollo. Il fratello ha fatto bene a chiamarmi, perché se non l'avesse fatto, nella sua mancanza di autocontrollo, avrebbe combinato danno. Va bene? Invece ha avuto lo Spirito Santo, l'ha illuminato e ci disse: no, consigliati. Il consiglio di chi noi riteniamo più saggio di noi, più forte di noi, più equipaggiato di noi è prezioso. Prendete il telefono, chiamatevi. Non dovete pensare di
essere di disturbo nel momento della necessità. E infine Giovanni 14,13: e qualunque cosa chiediate nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Attendiamoci anche che il Signore operi un miracolo. Bene, perché il nostro Dio è un Dio dei miracoli. Noi sempre dobbiamo chiedere di essere fortificati, sempre noi possiamo chiedere di vincere una tentazione, quindi di ricevere il controllo su quella situazione. Dio può sempre stendere la sua mano, non dobbiamo dimenticarci che Dio è il Dio dei miracoli e sempre può venire in nostro soccorso per aiutarci. Ma questa non è la base di partenza. La base di partenza è che noi ce la dobbiamo mettere tutta a fare frutto della nostra vita. In noi deve nascere l'amore, l'autocontrollo, prima di tutto, ma anche la gioia, la pace, la continenza, quello che abbiamo letto. Dipende da noi. È vero che Dio può operare un miracolo nella nostra vita, ma in linea di massima Dio preferisce che collaborare con noi. Perché noi cresciamo quando collaboriamo con Lui. Il miracolo serve per glorificare il Figlio, nel senso che se è necessario portare un risveglio, allora Dio fa il miracolo. Lì ci libera in maniera potente. Ci dà l'armatura perfetta e ci riveste di questo autocontrollo che abbiamo predicato questa sera. Ma l'autocontrollo è qualcosa che prima di tutto devi esercitare tu nella tua vita, piano piano, piccoli passi. Non è che dall'oggi al domani. Va bene? Pensate che la spingia di ricotta è piena di cannella e quindi già. Però è sufficiente anche, dobbiamo essere propositivi, non dobbiamo pensare che non ce la facciamo. Non possiamo pensare sì, io tanto non ho la forza, perché in realtà Dio ci ha equipaggiati anche con questo. Ci ha dato uno spirito di potenza. E noi ora siamo in Cristo, camminiamo nello spirito, non camminiamo più nella carne. La carne è debole, ma lo spirito è pronto. Lo spirito può... Che significa la carne è debole e lo spirito è pronto? Molti dicono, vabbè, la carne è debole. Ma lo spirito è pronto. Sai che significa che lo spirito è pronto? E che lo spirito è pronto? Che può dominare la carne debole. Questo significa. Che la carne è sottomessa allo spirito. Se no, che facciamo? Con la scusa che la carne è debole, mi mangio la spingia. Così facciamo. Con la scusa che la carne è debole, ci dimentichiamo che siamo a dieta. Con la scusa che la carne è debole, tutte le follie di questo mondo le dobbiamo provare noi. Ma lo spirito è pronto, il tuo spirito è pronto. Perché il nostro spirito in Cristo è vivo, noi siamo stati vivificati. Amen. In Cristo siamo diventati nuove creature, siamo vivi, quindi lo spirito è pronto per sottomettere la carne. Amen. Amen. Allora preghiamo. Signore, grazie per la parola che ci hai dato, grazie perché tu ti vuoi prendere cura di noi, Signore. Tu vuoi, Signore, che nella nostra vita giorno dopo giorno portiamo frutti, non ci vuoi vedere sterili, tu non ci vuoi vedere, Signore, infruttuosi, ma vuoi, Signore, che la nostra vita sia una vera vita, piena di frutti da donare agli altri, frutti per noi stessi, frutti per la Chiesa, frutti per coloro che hanno fame di te. Fa che noi possiamo dare il nostro 100%, fa che non ci possiamo dare tutto noi stesso. Aiutaci, Signore, a metterci il cuore nelle cose, aiutaci a metterci l'anima per le tue cose. Fa che non possiamo essere infruttuosi, noi non vogliamo venire davanti a te e sentirci dire che abbiamo vissuto una vita inutile, una vita senza aver dato, ma noi vogliamo vivere quella vita piena.
Stendi la tua mano, Signore. Dove noi non arriviamo, tu fa che apri gli occhi, fa che possiamo vedere, fa che il nostro fratello, il nostro amico possono aiutarci in questo cammino, a dare il nostro 100%. E aiutaci a vincere quella gara. Tu ci dici che dobbiamo essere puri davanti a te, che il nostro corpo, il Tempio dello Spirito Santo, deve essere un Tempio puro. Ci sono tante tentazioni, è vero, ma dobbiamo resistere. Aiutaci, Signore. Noi dobbiamo combattere questa dipendenza, noi dobbiamo combattere questo peccato, noi dobbiamo combattere. Tu ci chiami a combattere, non ci chiami a essere sottomessi al peccato, ma tu ci chiami a vincere il peccato. A volte è vero, è duro, è difficile. Il nemico ci fa vedere le cose come noi non vogliamo, Signore, ce le fa vedere come se sono giuste, come se è giusto fare quella cosa. Ma è pur vero che noi abbiamo lo Spirito Santo, lo Spirito pronto, Signore, per vedere come sono realmente le cose. Non possiamo nasconderci dietro a noi stessi. Non ci possiamo nascondere dietro al peccato. Ma aiutaci a combattere. Fa che noi ci possiamo mettere in prima linea. La nostra mente, il nostro cuore, la nostra anima, fa che possono mettersi loro in prima linea a combattere. Non ci vogliamo nascondere dietro a noi stessi. Aiutaci, ognuno di noi deve combattere la propria battaglia, ognuno di noi ha quella battaglia da combattere, quella tentazione, quel peccato da combattere. Oggi fa che ognuno di noi possa prendere la propria debolezza, il proprio peccato e combattere già da ora, non da domani. Aiutaci a non mettere tempo, ma fa che possiamo fin da ora prendere una decisione. E dove noi non ce la facciamo, fa che possiamo chiedere anche aiuto agli altri. Ci sono battaglie che si combattono sole, ci sono battaglie che si combattono insieme come una squadra. Dove noi non ce la facciamo da soli, fa che possiamo chiedere aiuto. Non è una vergogna chiedere aiuto, ma è una forza. Al pastore, alla propria moglie, al proprio fratello, alla propria sorella. C'è un esercito accanto a noi che può aiutarci. Stendi la tua mano su di noi, Signore. Vieni a toccarci, vieni a benedirci, Signore. Io ti lodo e ti ringrazio per quello che fai. Amen. Sì, oh Signore, gloria a te, Signore. Davide, Signore, è dovuto andare in battaglia, ha dovuto combattere la sua battaglia davanti ai Filistei, abbattendo Golia, e tu hai fatto il miracolo nella sua vita, Signore. Questo noi vogliamo fare, non vogliamo stare in trincea, non vogliamo stare dietro paurosi del nemico, vogliamo andare in battaglia perché tu ci chiami alla battaglia e allora noi otterremo la vittoria con la tua potenza, col tuo miracolo, Signore. Vogliamo rivestirci, Signore, vogliamo creare in noi questo frutto meraviglioso che è l'autocontrollo, Signore. Vogliamo mettercela tutta, vogliamo, Signore, controllare i nostri sentimenti, controllare le nostre voglie, controllare le nostre follie. Signore, vogliamo sottomettere questo corpo, come dice Paolo, lo vogliamo rendere schiavo dei nostri pensieri, della nostra volontà. Nel nome di Gesù non vogliamo arrivare ultimi battendo l'aria, Signore, ma vogliamo avere la gioia di vedere il futuro, di vedere la nostra vittoria. Nel nome di Gesù non vogliamo avere terrore, Signore, di essere messi alla fine, di arrivare alla fine della situazione, di arrivare ultimi. Oh Padre, nel nome di Gesù, vieni, Signore, metti, Signore, le giuste decisioni nel nostro cuore. Vieni a mettere, Signore, la volontà dentro di noi. Spronaci, Signore, spremi questo frutto affinché possa uscire
il nettare per te, Signore. Nel nome di Gesù noi vogliamo, Signore, e oggi ti diciamo sì, Signore, vogliamo operare e cooperare con lo Spirito Santo affinché non diventiamo come i fichi sterili, senza frutto. Non vogliamo essere, Signore, tralci che non producono frutto. Noi vogliamo produrre, Signore, il frutto. E il primo frutto che vogliamo nella nostra vita, Signore, è quell'autocontrollo. Vogliamo autocontrollarci in ogni cosa. Vogliamo essere, Signore, consapevoli di quello che facciamo, come lo facciamo e quando lo facciamo. Vogliamo dire sì ai nostri desideri, ma anche no ai nostri desideri. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Vieni, Spirito Santo, aiutaci e sostienici in questo, nel nome di Gesù. Grazie, Signore, tu sei degno di lode, di gloria e di onore. Amen, alleluia. Grazie, Gesù. Facciamo un applauso a Gesù. Grazie, Spirito Santo. Gloria a te, Signore del Signore. Amen. Grazie, Gesù. Sono stanco, afflitto e non so cosa c'è. Vedo grigio e non capisco il perché. E non capisco il perché. Sento un vuoto nella mia vita. Sento solo freddo attorno a me, ma che buio c'è. So di una strada in salita piena di ostacoli, ma che mi condurrà. Mi condurrà dove tutto è cambiato. Mi condurrà dove tutto rinasce, mi condurrà alla pace vera. Mi condurrà dove tutto è cambiato, mi condurrà dove tutto rinasce, mi condurrà alla pace vera. Io voglio star vicino a te, che sei il mio tutto, che sei il mio re, il mio re. E nessuno mi colpirà, il nemico sconfitto sarà, sconfitto sarà. Perché tu sarai con me ed io non cadrò, con te io vivrò in eterno mio Signore. Perché tu sarai con me ed io non cadrò, con te io vivrò in eterno mio Signore. Mi condurrà dove tutto è cambiato, mi condurrà dove tutto rinasce, mi condurrà alla pace vera. Mi condurrà dove tutto è cambiato, mi condurrà dove tutto rinasce, mi condurrà alla pace vera. Il nemico cerca di scoraggiarmi, il mondo cerca di abbattermi, ma io so che vincerò. Il nemico cerca di scoraggiarmi, il mondo cerca di abbattermi, ma io so che vincerò.
dove tutto è cambiato, mi condurrà dove tutto rinasce, mi condurrà alla pace vera. Oh, mi condurrà dove tutto è cambiato,